Buonasera a tutti, sono Ferdinando Sartor del presidio Padanaglio di Treviso. Buonasera da Dio. Sono d'accordo per la rivoluzione. Okay. Due semplici domande. L'esercito per questa rivoluzione. In base alle strategie, in teoria, se sono due strategie, potrebbe essere che una serve un piccolo esercito, una serve un esercito più grande. Per i generali credo non sia un problema, ma l'esercito come va reclutato? Questa è una delle domande, anche perché viene decantato che non vanno fatti prigionieri, quindi oppure spiegami cosa vuol dire non si fanno prigionieri, che forse io lo interpreto male. Grazie.